Il rendiconto d'esercizio è certamente un documento economico-finanziario di natura tecnica, rispetto al quale va indubbiamente espresso un giudizio che tenga conto degli equilibri di bilancio e degli effetti che questi hanno sulla finanza pubblica regionale e nazionale. Il quadro che ci ha illustrato il relatore Sandonà credo tenga conto di questi elementi. Non è un caso, infatti, che l'attenzione degli organismi di controllo, il Collegio dei Revisori da un lato, ma anche la Corte dei Conti, si concentrano in via prioritaria sugli aspetti di tenuta finanziaria dei conti pubblici. Ma se la valutazione relativa alla correttezza della gestione finanziaria e dei dati rappresentati è rilevante, peraltro i singoli consiglieri per i dati di cui possono disporre non sono neppure nelle condizioni per avanzare giudizi così pertinenti come quelli dei revisori e della Corte, al contempo il rendiconto è o dovrebbe essere anche l'occasione per svolgere alcune valutazioni in merito al raggiungimento degli obiettivi politici dell'attività amministrativa della Giunta regionale. Abbiamo dunque il compito oggi non solo di valutare o esprimere giudizi meramente formali sulla contabilità regionale, su cui comunque alcune questioni verranno sollevate, ma anche di proporre una valutazione sulla qualità della spesa, sulla prospettiva futura di questo impianto politico di bilancio, su quanto e come questi numeri hanno avuto e avranno conseguenze sulla vita delle persone, prima ancora che sulla finanza pubblica. Io penso che sotto questo profilo il ruolo e la funzione del dibattito del Consiglio regionale dovrebbe essere cruciale. Allora dicevo alcune questioni, partiamo da quelle un po' più tecniche. La prima riguarda lo schema di gioco di questa amministrazione regionale, uno schema che di fatto è perseguito in maniera costante dal 2015. Da allora infatti abbiamo assistito ad un progressivo incremento del risultato positivo di amministrazione, arrivando in quest'ultimo rendiconto alla cifra record di 1,7 miliardi di utile di esercizio della Regione del Veneto. Un risultato positivo determinato principalmente da economie nella gestione di competenza, dunque figlio di risparmi di spesa. Questo sforzo, utile certamente alla finanza pubblica, ma forse meno utile ai bisogni insoddisfatti delle persone, produce una progressiva riduzione del disavanzo strutturale. Ora facciamo alcune considerazioni a questo proposito. La prima, noi da 7 anni abbiamo una politica di bilancio di risparmio sui servizi e le prestazioni regionali, quest'anno addirittura risparmiamo quasi 2 miliardi, e lo facciamo per ripagare debiti pesanti accumulati dalla Regione, in particolare tra il 2005 e il 2015, cioè da quando sostanzialmente inizia l'esperienza di Luca Zaia in Giunta regionale, dal 2005 al 2010 come vicepresidente del presidente Galan e dal 2010 fino ad oggi come presidente. A 10 anni di spesa pubblica, diciamo allegra, verosimilmente corrisponderanno 10 anni di risparmio, entrambe le decadi sotto il segno di Luca Zaia. Nulla di strano, purché sia chiaro come mai arriviamo qua. Ciò che invece forse rileva di più al netto delle responsabilità politiche di chi guida la Regione è se questo andamento della spesa pubblica a maglie larghe nel primo decennio e a maglie strette e strettissime nel secondo decennio sia coerente con l'andamento dei bisogni dei cittadini. Perché se è chiaro che vanno sempre sostenuti, almeno dal mio punto di vista, percorsi di riassorbimento del disavanzo, è altrettanto fondamentale che questo percorso non penalizzi la capacità che la nostra Regione ha di erogare i servizi che abbiamo il dovere di garantire ai cittadini del Veneto. A questo impianto di bilancio fortemente rigorista che corrisponde anche un'assenza di spesa per investimento, che ormai si protrae da diversi anni, fatta eccezione l'investimento rilevante in conto capitale che la Regione ha messo in campo per la realizzazione della strada pedemontana veneta, l'unico investimento in conto capitale degli ultimi anni. A fronte cioè, nel 2022, dice la Corte,
di un potenziale di indebitamento sano che non avrebbe incidenza negativa sui conti pubblici di 350 milioni di euro, nel 2022 non è stato stipulato neppure un nuovo mutuo. Quindi economie sulla spesa corrente da un lato per produrre l'avanzo di 1,7 miliardi e azzeramento dell'impiego di risorse regionali sulla spesa in conto capitale. Gli unici investimenti che in questi anni abbiamo realizzato in questa regione sono quelli che abbiamo messo in campo grazie a risorse nazionali o europee. Risparmiamo sulla spesa corrente, risparmiamo sulla spesa in conto capitale. Chiude peraltro lo schema di gioco l'annosa questione degli strumenti derivati, a proposito di finanza regionale, che da anni, dal 2009 in particolare, genera flussi differenziali negativi di notevole ammontare per questa regione. Per concludere su questo punto, a mio giudizio, da molti, forse troppi anni, la politica di bilancio della nostra regione sembra essersi costantemente orientata più alla tenuta della finanza pubblica che a una reale cura delle necessità dei cittadini veneti. Cioè ci siamo chiesti se e fino a che punto i risparmi per ridurre l'indebitamento hanno corrisposto o hanno influito sulla capacità che noi abbiamo avuto di corrispondere alle necessità dei veneti. Perché vede, Assessore, c'è scritto molto in questo rendiconto sugli indicatori economici finanziari virtuosi dei nostri bilanci, nulla invece è scritto e nulla ho sentito nella relazione del Presidente Sandonà rispetto alla questione cruciale che dovrebbe essere al centro della discussione del Consiglio regionale attorno al bilancio consuntivo. Come abbiamo performato, direbbe il Presidente, rispetto ai bisogni delle persone nel 2022? Quanto la politica dei tagli lineari di questi anni è stata e sarà in grado di incrociare le necessità emergenti delle persone e del pianeta in questa regione. Ora, non voglio addentrarmi, perché l'ho già fatto tante volte, sono anche un po' stanca, e voi forse più di me, sull'annosa questione dell'addizionale IRPEF da aggiungere perché non abbiamo i soldi per fare questo e quest'altro. Ma forse ancora prima dell'addizionale IRPEF basterebbe interrogarsi sull'opportunità di questo schema di gioco, su questa modalità di redarre i bilanci, tagli lineari alle spese correnti per avanzare 1,7 miliardi. Perché poi, Assessore, me lo può dire quanto vuole nella discussione del bilancio di previsione che non ci sono i soldi per la sanità, per il trasporto pubblico locale, per il lavoro, per il diritto allo studio, ma se poi lei mi chiude un bilancio avanzando 1,7 miliardi perché deve pagare i debiti vecchi senza avere un obbligo in termini di tempistica o di rata, io non riesco a capire. Prima di aggiungere addizionale IRPEF, mettete quell'1,7 miliardi non nel cassetto per ripagare i debiti vecchi, ma nelle disponibilità dei cittadini e delle cittadine del Veneto. Si dovrebbe rovesciare il paradigma, Assessore. Il Veneto non è solo una regione virtuosa, come ci ricordate sempre, è anche una regione ricca e il bilancio della regione del Veneto è un bilancio ricco. Perché decidete di risparmiare e non spendere? Secondo tema, sempre di natura tecnica, di metodo. Noi oggi siamo chiamati a valutare un documento economico-finanziario che risulta di fatto aumentato quantitativamente di oltre un quinto rispetto al bilancio di previsione votato 10 mesi fa. Il bilancio di previsione 2022 che abbiamo votato a dicembre, su cui abbiamo sviluppato una discussione politica importante, conclusasi peraltro con il rigetto della stragrande maggioranza delle nostre richieste, proprio perché non c'erano risorse, che aveva un importo complessivo di poco più di 17 miliardi, credo ve lo ricordiate tutti. Oggi votiamo un rendiconto, cioè un bilancio consuntivo di oltre 21 miliardi. Cioè
con un incremento di oltre il 20% delle risorse disponibili e delle risorse impiegate. Ora, comprendo perfettamente che alcune delle partite oggetto del bilancio, penso ai trasferimenti statali, penso alle risorse comunitarie, siano legati a stanziamenti, decreti di stanziamento, ma un'incidenza così pesante sull'attendibilità quantitativa delle risorse iniziali e i risultati finali, ho come l'impressione che rendano poco verosimile, poco cogente la discussione che noi facciamo su 3/4 del bilancio, perché l'altro lo scopriamo in corso di anno. E in particolare è grave, a mio giudizio, il fatto che noi questo aumento costante degli stanziamenti di bilancio non lo vediamo attraverso variazioni di bilancio che arrivano in Consiglio regionale, ma attraverso variazioni che fa la Giunta, semplice. E se la Giunta deve fare una variazione in entrata perché il Ministero X fa il decreto di riparto, ci sta, ma la Giunta fa anche il decreto di impegno di spesa di quelle risorse, che non è oggetto della nostra discussione mai. Ci sono alcune missioni di questo bilancio che sono aumentate rispetto al bilancio di previsione dell'800%. Protezione civile a proposito di emergenze e strategia. Ma di cosa abbiamo parlato noi a dicembre? Se il capitolo di spesa di una missione cambia dell'800%, senza che io sappia perché è aumentato, come è aumentato e come sono state spese le risorse. E guardate che la tempistica non è irrilevante. Faccio l'esempio delle borse di studio perché ne abbiamo parlato talmente tanto che abbiamo capito come funziona. Se io dico che mancano soldi per le borse di studio perché non mettete le risorse necessarie nel bilancio di previsione e poi mi dite che forse le metterete nella variazione di bilancio di ottobre, ma lo studente beneficiario, idoneo ma non beneficiario, o l'ateneo che deve anticipare le somme, ma gli farà la differenza avere i soldi o sapere di aver diritto ai soldi a settembre anziché a ottobre dell'anno dopo? Mica le famiglie non sono come la Regione del Veneto che va in banca e gli basta il decreto di riparto. La tempistica con la quale voi trasferite al Consiglio regionale l'andamento delle entrate e delle uscite non è indifferente. E io dunque penso che questi dati rendano la discussione attorno al bilancio di previsione, che cambia così radicalmente, poco utile. E queste sono, diciamo, le questioni più macroscopiche di criticità tecnica rispetto a questo documento, ma ci sono tanti dettagli nella modalità di rendicontazione che ci convincono poco e rispetto alle quali fatichiamo ad avere elementi reali di valutazione. Faccio alcuni esempi. Nella relazione al rendiconto si cita che a un certo punto 1,9 milioni, cioè tantissimo, sono stati impiegati per spese impreviste, senza che nessuno mi dica quali sono queste spese impreviste. C'è il riferimento alla delibera di giunta. Allora io, siccome sono una secchiona, sono andata a vedermi la delibera di giunta per capire. E la delibera di giunta dice: visto la richiesta del direttore area sanità e sociale, che mi avanza una richiesta per spese impreviste, io l'autorizzo. E io non ho capito, leggendo il bilancio, a proposito di trasparenza, quell'1,9 milioni di euro per quale spesa imprevista è stato impiegato. Faccio un esempio. Vi faccio un altro esempio. Ma vi sembra normale che non ci sia alcuna considerazione in merito all'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità delle somme connesse al payback sanitario? C'è stata una discussione nazionale rilevante, c'è una questione fondamentale di giustizia sociale, se vogliamo, attorno al tema del payback sanitario. E nel rendiconto generale voi mettete in accantonamento le risorse e non mi dite se le volete tirare fuori queste risorse dalle imprese farmaceutiche oppure no, se aspettate che sia il governo a fornirvele oppure no. Il rendiconto non è solo uno strumento tecnico, dovrebbe essere uno strumento politico, almeno su queste questioni. Io so che esistono ancora delle risorse che la Regione del Veneto
non ha incamerato del payback sanitario perché vedo che una quota è stata stanziata nel fondo crediti dubbia esigibilità, ma non ho capito qual è l'orientamento su questo tema. Ecco, io penso che questi aspetti, la valutazione sul rendiconto di natura esclusivamente tecnica e le differenze profonde che segna con il bilancio di previsione, presupporrebbero almeno un maggior sforzo di lettura politica di quello che c'è scritto dietro quei numeri di bilancio. Abbiamo capito che abbiamo i conti in ordine, bene. Abbiamo capito che lo Stato e l'Europa hanno contribuito abbondantemente al sostegno del bilancio regionale, bene. Abbiamo capito che nei prossimi anni non ci saranno investimenti rilevanti, bene. Ma come e in che misura i numeri del rendiconto corrispondono alle necessità delle persone di questa regione? Come e in che misura nell'anno in cui siamo usciti dal Covid e entrati dentro una guerra nel cuore dell'Europa, la regione del Veneto con i numeri del bilancio 22 ha influito sui grandi cambiamenti in corso? Come hanno influito sulle traiettorie di sviluppo regionale le risorse del PNRR e le risorse della nuova programmazione europea che dovrebbe stare dentro questo rendiconto del 2022? Possiamo davvero, insomma, secondo voi, accontentarci di un rendiconto totalmente sprovvisto di una lettura politica di ciò che è stato per questa regione il 2022? E dunque proverò a mettere veramente per titoli alcune delle questioni che a me sembrano cruciali, che stanno dentro i numeri di questo rendiconto e rispetto ai quali dobbiamo maturare un giudizio sull'efficacia della gestione politica e amministrativa delle risorse pubbliche. Noi non siamo la Corte dei Conti che deve dire se il bilancio è fatto bene dal punto di vista delle norme o dei principi contabili. Questa è la funzione delle Corte dei Conti, dei revisori dei conti, dei dirigenti dell'ufficio dell'assessore Calzavara. Noi siamo il Consiglio regionale, partiamo da quei numeri per dire che se oppure no, dentro quei numeri c'è una gestione politica e amministrativa delle politiche regionali adeguata alle necessità e all'altezza. E allora diverse questioni. La prima, ovviamente, la sanità. Abbiamo già detto più volte quanto sia complicato, per non dire impossibile, esprimere un giudizio di merito sull'efficacia della spesa sanitaria regionale, poiché noi vediamo i soldi che entrano dallo Stato, posta in entrata, nel rendiconto 22, e i soldi che escono verso azienda zero, stesso importo. Come quei soldi siano spesi, a noi da questo rendiconto non è dato sapere. Non è dato sapere. Allora, vediamo quanti soldi mette lo Stato per la sanità regionale? 13 miliardi. Quanti soldi mette la Regione del Veneto per la sanità regionale? 500 milioni. Ma cosa accade a questi 13,5 miliardi quando dalle casse della Regione il secondo dopo vanno nelle casse di azienda zero? Una prima cosa che rileviamo, che io continuo a non spiegarmi malgrado l'abbia chiesta più volte, è che il bilancio di azienda zero chiude sempre in attivo, ampiamente in attivo, un risultato positivo che aumenta costantemente ogni anno, mentre i bilanci delle aziende territoriali sono costantemente in rosso. Tant'è, ma annunciato, nel senso che anche i bilanci di previsione delle ULSS sono in rosso. E poi il bilancio di azienda zero va a coprire le perdite delle aziende sanitarie. Ma che modalità è? Perché si decide di procedere così? Ma se i bilanci di previsione delle aziende territoriali già mi dicono che con le risorse che gli date in partenza non ce la fanno, perché devo andare a sopperire, a tappare la perdita quando la perdita si è costruita? Perché non do prima un po' di risorse, delego? Perché non riconosco un po' di autonomia alle aziende territoriali? E invece in questo caso l'autonomia non c'è, bisogna centralizzare
in azienda zero. Una seconda anomalia nel bilancio sanitario che emerge da questo rendiconto riguarda l'impiego delle risorse statali stanziate dal governo nel 2020 per l'emergenza Covid. Lo ha detto anche la Corte dei Conti in occasione del giudizio di parifica, perché certo il relatore dice nessuna segnalazione. Leggiamole tutte le indicazioni. Cioè rileviamo, 1, il grave ritardo con cui abbiamo speso le risorse statali per fronteggiare l'emergenza Covid. Abbiamo assegnato quest'anno le risorse che lo Stato ci aveva dato nel 2020 dopo ben 3 anni e rileviamo come una quota rilevante di queste risorse che lo Stato ci aveva dato per accorciare le liste d'attesa, noi invece le abbiamo usate per risanare il bilancio delle società sanitarie territoriali. Ora, se lo Stato per ben 3 anni fa ci ha dato delle risorse per ridurre le liste d'attesa, se noi le spendiamo quest'anno, se noi sappiamo che la lunghezza delle liste d'attesa è un argomento di dibattito pubblico, oltre che un problema di migliaia di cittadini del Veneto, nel rendiconto del 2022, ma voi davvero pensate che non ci sia niente da dire? Che non dobbiate rendere conto a questo Consiglio regionale come avete speso i soldi per ridurre le liste d'attesa? Ma credete davvero che vi basti far finta di niente e dire che abbiamo avanzato tanti soldi? E io invece penso che noi dobbiamo chiedere conto della gestione 2022 della Regione del Veneto, partendo dalle liste d'attesa, per esempio. E io mi chiedo cosa avete fatto e cosa intendete fare per evitare il dramma di migliaia di cittadini che non si vedono nella possibilità di accedere ad una cura o a una diagnosi nel tempo richiesto dal medico di base. Ma vi rendete conto che è un dramma per tantissimi veneti? E voi vi dimenticate di parlarne nel documento, nel bilancio a consuntivo, come se fosse un tema che neanche dalla finestra volete guardare. Alla televisione ne sentite parlare di liste d'attesa. Ma quando pensate di darci queste risposte? Quando, Assessore Calzavara, se non oggi, si dovrebbe capire nel 2022, sa qual è il numero che manca in questo rendiconto? Il numero delle persone che nel 2022 ha rinunciato a curarsi perché non trovava posto in un ospedale pubblico per la diagnosi, per la malattia, per la prestazione, o quanti soldi i veneti hanno speso, chi ce li ha, per andare a fare la visita privata perché nel pubblico non la ottenevano. Non mettete le mani nelle tasche dei veneti, ma i veneti se le devono mettere nelle tasche per pagare le prestazioni che non riescono ad ottenere nel sistema sanitario regionale. E questi numeri io non li ho trovati nel rendiconto. Quanti veneti hanno rinunciato alla cura perché voi dovevate risparmiare 1,7 miliardi? Questa è la risposta che manca in questo rendiconto. E la terza linea d'ombra è la gestione dei cosiddetti extra LEA, di cui sentiamo parlare da tempo, ma di cui nessuno ci ha mai detto con chiarezza. Stiamo ancora aspettando, dottor Masullo, il verbale del marzo che ancora non è ufficiale. Ma mentre noi aspettiamo il verbale, voi avete accantonato 99 milioni di euro. Il verbale non serve più, è già scritta lì come è andata a finire. Cioè è scritto che voi in 3 anni avete usato risorse statali stanziate per erogare LEA per prestazioni che lo Stato non ritiene coerenti, inserite, comprensive nei LEA. E oggi lo Stato vi chiede conto e voi, oltre a risparmiare 1,7 miliardi di euro, prendete 100 milioni di risorse correnti e le accantonate in attesa di doverle restituire allo Stato oppure in attesa di dover pagare con risorse proprie quelle cose, le prestazioni che in questi anni avete pagato illegittimamente, dice il MEF, con risorse statali. Mi sembra un fatto grave che non solo blocchiate 100 milioni di risorse proprie,
ma non ci dite in alcun modo nei prossimi anni, quando quelle prestazioni non le potrete più erogare con le risorse statali, con che risorse le pagherete? Perché da quello che risulta a me, non le erogherete più quelle prestazioni, perché dobbiamo risparmiare 1,7 miliardi. E se i soldi non ce li dà lo Stato, noi non ne abbiamo, perché dobbiamo risparmiare. Altro tema, giusto per stare sulle grandi questioni, ce ne sarebbero a centinaia, che solo anche qua è marginalmente toccato dalla relazione, ma guardate che avrà impatti rilevanti, in parte già ce li ha sul bilancio della nostra regione. Le Olimpiadi, Milano, Cortina, ma sul serio? Ma ditemi, ma sul serio? Voi pensate, non sto a discutere piste da bob, va ben tutto, ma voi sul serio pensate di poter risparmiare l'analisi degli impatti economici finanziari delle Olimpiadi mettendo 3 righe in cui mi spiegate che avete accantonato i soldi della garanzia? Basta? Cioè, secondo voi non è il caso di spendere 2 righe in più per dirci, perché sennò poi finisce che le Olimpiadi diventano un'altra pedemontana? Non vi pare opportuno condividere col Consiglio regionale quali sono secondo voi le prospettive di impatto sul bilancio di questa regione delle Olimpiadi? Poi io sono contenta che il Presidente dica ma no, questa cosa della garanzia vedrete che la toglieranno dalla regione e la prenderà lo Stato, perché è sempre stato così. Ma i bilanci, lo sapete meglio di me, non si fanno con i se, con i ma, con i vedremo. Io oggi vedo che mentre voi non fate un investimento che sia uno in un'opera pubblica, investite 48 milioni all'anno per garantire qualora il Comitato Olimpico vada in deficit. Stiamo parlando che arriveranno nel 2026, se il governo non farà quello che ci ha anticipato Zaia, a 127 milioni di risorse correnti del bilancio regionale, di cui non ci dite niente, non ci dite niente, se non che sono lì a garanzia. Terza questione cruciale, poi vado a chiudere, rispetto alla quale non c'è una lettura seria dentro questo rendiconto. Ma noi ci siamo accorti, vero, che il 2022 è uno degli anni più importanti per le risorse del PNRR? No, chiedo. Perché quando sono arrivate le risorse del PNRR, o meglio, del Fondo Europeo in Italia, abbiamo detto, cavolo, questa è l'occasione delle occasioni. Abbiamo chiesto ai governi di prima e al governo attuale, un giorno sì, un giorno no, di dirci come vogliono cambiare il Paese grazie alla quantità di miliardi che arriva dal PNRR. Ma voi davvero non pensate, sarebbe stato quantomeno opportuno scrivermi nel rendiconto 22 come le risorse del PNRR hanno impattato sulla nostra regione? Certo, c'è l'elenco delle risorse richieste, impegnate e riscosse, ma non c'è nessuna analisi dettagliata sull'attendibilità, sulla fattibilità dell'intervento, anche perché nella stragrande maggioranza dei casi degli interventi finanziati col PNRR voi prendete i soldi e li assegnate a un soggetto terzo per l'attivazione dell'investimento. Ad Avepa arrivano i soldi, li do ad Avepa, ruralità. A infrastrutture venete, Stato dacci soldi per cambiare la flotta dei bus e dei treni, lo Stato ve li dà, infrastrutture venete. Veneto Strade, facciamo le ciclovie, Stato dammi soldi, lo do a Veneto Strade. Politiche attive e formazioni, dammi soldi, lo do a Veneto Lavoro. Politiche abitative, soldi, Ater. Per non parlare di tutte le risorse che dovrebbero arrivare sulla missione 6, Stato dammi soldi, azienda zero. Cioè, io leggo questo nelle schede che preparate sulle risorse del PNRR. Prendete i soldi e delegate a enti strumentali alla regione. Per esempio, siccome non è scritto qua, sono andata a studiare i report che quasi mensilmente il governo fa al Parlamento e mi risulta che rispetto alle ciclovie ci siano dei problemi tecnici certificati dal governo nell'ultima relazione al Parlamento di 2 settimane fa. Oppure mi risulta che attorno alle case di comunità, lo sa bene la vicepresidente Bigon, ci sono aspetti di grande fumosità,
anche a livello nazionale. Oppure mi risulta che rispetto al rinnovo delle flotte su gomma esistano alcune pesanti criticità registrate sempre dal governo a livello nazionale. Ma vi sembra normale o perlomeno trasparente questa modalità di affrontare la grande sfida del PNRR, senza scrivere una parola sulle difficoltà, senza dire nulla sullo stato di avanzamento? Prendete e delegate. Scusate. Ma che relazione esiste, ad esempio, tra l'elenco degli interventi finanziati col PNRR che mettete nel rendiconto e gli interventi che vi eravate impegnati a realizzare con una delibera di giunta, i 16 interventi? Ma se c'è una delibera di giunta discussa in questo Consiglio regionale in cui dite che per voi il PNRR serve per fare quelle 16 cose prioritarie, ma ci sarà un documento in cui mi spiegate in che relazione stanno quei 16 progetti prioritari che voi avete indicato e quelli che state realizzando? Esiste una correlazione? Come stanno quelle due robe? Per aria? C'è un dibattito nazionale attorno ai fondi del PNRR. Non sappiamo se arriveranno, non si è capito il governo come la vuole riformulare. La Regione del Veneto dentro questo dibattito nazionale come sta? Cosa sta facendo? E soprattutto, con tutti i miliardi che stanno arrivando in questa Regione, che vedono la Regione soggetta attuatore, che tipo di disegno del Veneto del futuro volete realizzare? Perché io le ho lette tutte le schede del rendiconto e non ho mica capito dove vogliamo andare. Ma vorremmo spendere due parole per una lettura politica, oppure vediamo i soldi, tutti quelli che ci sono, li prendo, quelli che arrivano, arrivano. Ma ci sarà un obiettivo, una finalità, un disegno che avete in mente di questa regione, o no? O vale tanto la ciclovia quanto il progetto sull'idrogeno? O vale tanto l'Intel quanto lo sviluppo rurale? Quali sono le linee di indirizzo strategico, le traiettorie di sviluppo che anche attraverso i fondi del PNRR volete dare a questa regione? Non si capisce in questa relazione. Si vanno i numeri, ma i numeri di un bilancio, di un ente, un'istituzione importante come quello della Regione del Veneto non dovrebbero essere i numeri della contabilità e basta. Dovrebbero essere numeri che raccontano la vita delle persone, le necessità delle comunità, i bisogni degli enti locali, le necessità di cura delle persone, la speranza per le imprese di un progetto di sviluppo strategico. Quali sono questi numeri dentro a questo bilancio? I residui attivi? I residui attivi sono i numeri che noi vediamo. E non vediamo la lettura che volete dare a questa regione e che avete dato con questa gestione delle politiche di bilancio. Ora, io penso che abbia senso che questo Consiglio regionale si interroghi su questo, se come avete amministrato nel 2022 ha costruito una proposta di un modello di società coerente con i grandi cambiamenti. Poi avrete fatto i risparmi, poi sarete in linea con le indicazioni della Corte dei Conti, poi non farete debito pubblico, poi sarete una regione virtuosa, ma quei numeri in una fase così delicata dove le persone hanno bisogno di risposte, io credo siano quelli che valgono meno. Grazie.